L'Hapag-Lloyd, la principale compagnia navale che opera nel porto canale di Cagliari, ha deciso di cancellare lo scalo cagliaritano dalle proprie rotte a partire dal prossimo 30 aprile. Pertanto 700 lavoratori delle ditte che si occupano della movimentazione dei container saranno licenziati. Questa è la denuncia della Will Trasporti Sardegna, che ha chiesto, dopo il lungo silenzio tenuto sulla questione dal ministro dei trasporti Danilo Toninelli, un incontro urgente con il vice premier Matteo Salvini in arrivo a Cagliari il 2 aprile. La notizia fa seguito a quelle relative sulle nuove rotazioni delle linee che fanno scalo a Cagliari, operate dalla Cagliari International Container Terminal, unico cliente del porto industriale di Cagliari, controllato dalla Contship Italia. Il porto canale rischia di chiudere i battenti tra appena 30 giorni. Nell'assordante silenzio istituzionale e politico, ha denunciato il segretario generale della Will Trasporti Sardegna, William Zonca. L'isola sarà tagliata fuori dai mercati con ripercussioni devastanti nell'import e nell'export delle proprie imprese. Contestiamo con forza, prosegue il sindacalista, l'imperdonabile atteggiamento del management della Contship, assente con colpevolezza da ormai troppo tempo. Denunciamo altresì quella che ormai è l'evidente fuga di Contship dalla casa madre Eurocai, che per 16 anni hanno portato a casa importanti utili di bilancio senza compiere alcun intervento sul porto canale. La conseguenza di questo disastro, conclude Zonca, è che oltre 700 lavoratori tra Contship indiretti e dell'indotto saranno licenziati o dovranno fare ricorso agli ammortizzatori sociali. Si tratta dell'emergenza sociale di un intero territorio che non può essere ulteriormente ignorata.